comando deve passare, signori, dovete far largo. Permesso, permesso. Tu mi vieni davanti. Ale, io sono qua.
Allora facciamo un applauso alla banda cittadina dal Fabbro, diretta dal maestro Dario Giandegiacomo. In attesa dell'inizio ufficiale della nostra manifestazione diamo giusto il tempo, se c'è, per un brano molto molto breve ma importante. Grazie. Saremo io e te, sarà la canzone. Vedi che brava lei. Vedi che non è. Manca qualche giorno. Ah, sì, ma che è? Grazie al maestro Dario Giandegiacomo e alla nostra banda. Abbiamo dato ufficialità all'apertura di questa edizione 2026 delle Fiere di San Gregorio. Concedetemelo subito, vogliamo sentire un applauso per tutte le donne che sono qui con noi. Uomini, facciamoci sentire. E poi è già successo un anno che me ne sono dimenticato, non vi dico quello che è successo. Grazie a Chiara che sta traducendo nella lingua dei segni per tutti quanti voi. Grazie per la vostra presenza, vi assicuro che da qui c'è un bellissimo colpo d'occhio. Grazie, la giornata ha ufficialmente dato il là a questa nostra edizione 2026, ma come sempre il grazie va a voi per la vostra presenza, perché è fondamentale per il successo di una manifestazione, unita naturalmente a tutti gli espositori, a tutti coloro i quali rendono particolarmente vivi questi 3 giorni a Valdobbiadene. Una manifestazione che come sempre è complessa, una macchina organizzativa che merita per tutti i volontari, per tutti quelli che hanno lavorato, un grande applauso prima di iniziare ufficialmente questo nostro momento.
Come sempre, il benvenuto a nome del sindaco della città di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Grazie a questo cazzo di sole che... Buongiorno, benvenuti alla Fiera di San Gregorio. Grazie a tutti, saluto e ringrazio e mi fa davvero molto piacere vedere tanti sindaci, assessori, consiglieri, amici dei comuni vicini di tutta la provincia di Treviso. Saluto e ringrazio anche i sindaci, assessori e le proloco dei comuni con i quali siamo gemellati, San Gregorio Magno, Minori, la Costiera Amalfitana. Grazie per essere venuti anche quest'anno con noi. E un applauso, giustamente un applauso. Saluto la provincia, gli onorevoli, i consiglieri della regione, gli onorevoli Marina Marchetto Liprandi e Gianangelo Boff. Un saluto particolare, e vi chiedo scusa se do le spalle, un saluto particolare al presidente della regione del Veneto Alberto Stefani, che non è la prima volta che viene a Valdobbiadene, ma è la prima volta che inaugura l'antica Fiera San Gregorio. Grazie per essere qui nonostante i tanti impegni. Saluto e ringrazio tutti coloro che rendono l'antica Fiera di San Gregorio un appuntamento importante, non solo nella 3 giorni, ma anche nei giorni precedenti e seguenti. La collaborazione stretta, fattiva, con le associazioni di categoria, sia Codirati Confagricoltura, Confartigianato, il consorzio di tutela, gli sponsor molto importanti, che non sono solo sponsor, sono anche collaboratori, Cantina Produttori e Valdoca, e Banca Prealpi San Biagio, e Savno e Ascopiave e tanti altri sponsor. Un particolare saluto e ringraziamento agli uffici del Comune di Valdobbiadene, tutti i collaboratori volontari e soprattutto volontarie, che ringrazio in particolar modo per questa giornata Festa della Donna, che la festeggiano lavorando affinché noi possiamo vivere in tranquillità questi giorni per noi di festa, ma dietro c'è un gran lavoro per la sicurezza e la logistica. Grazie davvero a tutti i volontari. E infine, e chiudo perché gli interventi sono molti oggi, ringrazio tutti coloro che sono fautori, promotori dello sviluppo, del progresso del nostro territorio. Questa antica Fiera San Gregorio, poi lo dirà l'assessore Mario Piccolo, vuole anche ricordare coloro che hanno permesso a noi di progredire negli anni e nei secoli precedenti. L'Acme Motori, abbiamo una mostra di Acme Motori, coloro che con il loro amore per Valdobbiadene, per la nostra terra, per il loro intelletto e la loro capacità lavorativa hanno permesso la meccanizzazione e lo sviluppo di queste terre che sarebbero state abbandonate, ma che oggi non solo non sono abbandonate, non sono solo sono rigogliose, ma sono anche un patrimonio unico al mondo. E saluto il direttore dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene. Ecco, tutto questo viene riassunto nella 3 giorni dell'antica Fiera San Gregorio, ma soprattutto è un momento di incontro e di confronto, perché, e la Fiera San Gregorio dimostra, noi possiamo essere artefici e fautori del nostro futuro, e lo si fa col confronto, col dialogo, con darci degli obiettivi comuni da raggiungere. Io ho sempre visto questo nell'antica Fiera San Gregorio. È un momento anche e soprattutto di lavoro per gli oltre 300 espositori, quasi 350, che sono qui per lavorare. Ecco, la nostra è una terra operosa di lavoro che è diventata unica al mondo, e questo è grazie alle persone, grazie in particolar modo alle donne che nel periodo della guerra, nel dopoguerra, hanno mantenute vive le famiglie del nostro territorio, lavorando e permettendoci tutto questo. Quindi buona Fiera San Gregorio, buona domenica, buona Festa delle Donne. Grazie Sindaco. Lo abbiamo già chiamato in causa, adesso sentiamo anche dalla sua viva voce l'impressione per questa edizione 2026, un po' la sua fiera anche, Assessore, no? L'assessore all'agricoltura del Comune di Valdobbiadene, Mario Piccolo. Grazie, intanto benvenuti tutti alla Fiera di San Gregorio, buongiorno.
Un ringraziamento intanto subito alla banda, alla nostra gloriosa banda cittadina Saggio del Fabbro, che ci accompagna sempre con l'allegria delle sue marce e della sua musica. Che dire, già il sindaco ha ringraziato e salutato tutti, quindi io mi accodo ai ringraziamenti e ai saluti di tutte le autorità presenti e di tutti voi che siete qui oggi. La Fiera di San Gregorio si è sempre dimostrata negli anni, è pluricentenario, non abbiamo la contezza degli anni della Fiera di San Gregorio, abbiamo delle foto, però si perde nella notte dei tempi. Come dicevo, la Fiera di San Gregorio ha sempre cercato di essere al passo con i tempi. Guardavo delle foto l'altro giorno del foro Gualio con centinaia di bovini, di animali, poi come ha detto il sindaco è venuta la prima meccanizzazione. Quest'anno abbiamo voluto portare il famoso Fiat Boghetto Fiat 40 del 1936 che troverete in Villa dei Cesli, unitamente alla mostra dell'Acme Motori, che come sapete tutti quanti, perché tutti hanno avuto sicuramente un parente o un familiare che ha lavorato in questa gloriosa fabbrica. Quindi se volete andare a vedere anche la storia della motoristica e della prima meccanizzazione agricola in Villa dei Cesli, sarà aperta fino al lunedì di Pasqua. Volevo fare un ringraziamento a tutti quanti gli operatori, come dicevo, che dalla meccanizzazione agricola alla dimostrazione dei prodotti tipici alle macchine d'epoca, però vorrei soprattutto che voi faceste un grosso applauso a queste nuove generazioni. Già per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto portare e quest'anno anche aprire il corteo a quelli che saranno la nuova spinta e i nostri ragazzi, che sono sicuramente la nostra ricchezza. E quindi ringrazio tutti i bambini che sono qua, perché questo fa sì che ci sia il connubio fra l'antico, le nostre radici e il futuro. Quindi non mi dilungo oltre, buona fiera a tutti quanti e grazie di essere venuti. Grazie Assessore. Allora, molte le manifestazioni, perché oltre a questa bellissima piazza oggi particolarmente viva, io vi invito, e qui lo troverete nello stand dove viene distribuito gratuitamente, questa è un po' una sorta la Bibbia di questi giorni. Siccome le manifestazioni collaterali sono tantissime e rischierei di dimenticarmene qualcuno, cercatelo, perché da oggi a domani sera e fino a martedì gli eventi collaterali sono molti, quindi vale veramente la pena di seguire non solo Villa dei Cedri, non solo Piazza Marconi, ma tutto quello che accade attorno al cuore pulsante di Valdobbiadene. Salutiamo e con piacere ancora una volta ringraziamo la provincia di Treviso, che oggi è rappresentata da Giorgio Bredariol. Buongiorno e grazie a tutti, saluto l'autorità, saluto il sindaco, il presidente della regione Veneto, grazie. Per me oggi porto in saluto il presidente della provincia Marco Dornarelli e tutto il consiglio provinciale. Tra l'altro il presidente verrà sicuramente più tardi, aveva un altro impegno, ma non poteva mancare a questa fiera. Dunque grazie ancora. Io vorrei veramente un applauso per tutti i volontari, visto con la delega del volontariato, per tutti i volontari che hanno lavorato in questa manifestazione. Se non ci fossero i volontari bisognerebbe veramente inventarli. Un grazie di cuore a tutti. Beh, cosa dire, basta vedere che manifestazione, qui c'è veramente il fulcro di tutto, qui c'è il lavoro, qui c'è la professionalità e soprattutto le tradizioni. Dunque avanti con le tradizioni, non bisogna mai lasciarle indietro. Vorrei anche fare un applauso alle donne, oggi è l'8 marzo, vorrei che tutti i giorni fosse l'8 marzo, non solamente oggi. Grazie a tutti e buona fiera. Grazie. Oltre ai programmi in questa brochure ci sono anche quelli che hanno sostenuto, il sindaco li ha ringraziati in apertura, quelli che sono i sostenitori di questo evento, perché come tutte le manifestazioni, come potete facilmente immaginare, ad ingrasso gratuito hanno un costo e va sostenuto, perché oltre al contributo dell'amministrazione ci sono anche coloro i quali con un apporto più o meno importante ci sono da sempre. E devo dire che un marchio inconfondibile da sempre qui alla Fiera di Valdobbiadene è Banca Prealpi,
rappresentata, Banca Prealpi San Biagio, rappresentata quest'oggi dal direttore della filiale di Valdobbiadene Bigolino, Alessandro Voltarelli. Buongiorno. Ok. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Presidente Carlo Antiga, del CDA, della direzione della banca. Io sono un ritorno, diciamo, a Bigolino, ero stato qua in veste di vice direttore qualche anno fa, purtroppo c'era il Covid e quindi non ho potuto assaporare la bellezza di questa piazza così gremita a San Gregorio. Sono felicissimo di essere qua, delle persone che ho conosciuto, che sto conoscendo, che con tantissima passione portano avanti un territorio meraviglioso. Un territorio che anche la nostra banca segue con molta cura e attenzione. Recentemente abbiamo fatto un lavoro in sinergia con il consorzio OCG Corigliano Valdobbiadene sui cambiamenti climatici che stiamo affrontando, su come questo andrà a impattare sull'agricoltura e non solo, anche sul paesaggio. E niente, in conclusione io vi ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti alle varie associazioni di categoria, a chiunque ha reso possibile tutto questo. E io sono qui non da solo, ma sono qui con la mia squadra, con i miei colleghi, siamo qui ieri, siamo stati qua ieri, siamo qua oggi, saremo qui anche domani, con anche l'ufficio agricoltura, l'ufficio assicurativo e tutto quello che può essere il bisogno che una persona può avere da una banca, che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare quel prodotto di nicchia che voi sapete tanto far bene in questo paesaggio. Quindi vi ringrazio, vi auguro un buon San Gregorio, buona festa alle donne e grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie direttore. Compagno di viaggio da sempre praticamente, un altro marchio prestigioso che identifica il nostro territorio. Stiamo parlando di Valdoca e non solo, perché parliamo anche di Valdobbiadene Imprese. Quest'oggi con noi il presidente Francesco Gatto. Benvenuto. Grazie. Signore e signori, buongiorno, autorità tutte, grazie di essere venuti, benvenuti, buongiorno. Porto il saluto di Valdoca e di Cantina Produttori Valdobbiadene. La nostra azienda ha sempre sostenuto e sostiene l'organizzazione di questo evento perché questo evento è un evento, una fiera agricola e noi siamo un'azienda che poggia le basi su una cooperativa di agricoltori, una cooperativa di oltre 600 agricoltori. Dunque questa è la nostra festa, il nostro momento, è il luogo in cui ci troviamo per parlare delle nostre attività, per cercare di capire il futuro, per capire le problematiche che si pongono. Anzi, questa manifestazione non parla solo di viticoltura, ma di molto altro. È un'ottima occasione per tutti cercare di comprendere tutto questo. E molte problematiche, molte tematiche noi in Valdoca Cantina Produttori le viviamo quotidianamente, dai problemi della lavorazione sulle colline, alle normative, al passaggio generazionale, all'effetto del clima e molto altro ancora. Dicevo, queste tematiche le viviamo quotidianamente perché noi siamo un'azienda che contiene al suo interno una filiera. Dunque la nostra attività parte con i nostri tecnici sul campo ad aiutare i nostri agricoltori, arriva in cantina dove abbiamo attrezzature e competenze per gestire con la migliore qualità le grandi quantità di prodotto e poi andiamo con la nostra organizzazione a portare milioni di bottiglie sulle tavole di tutto il mondo. Sappiamo bene che sulle etichette delle nostre bottiglie ci sono delle parole che sono Valdoca, Cantina Produttori, Valdobbiadene. Questa responsabilità noi l'abbiamo chiara, vogliamo che a queste parole vengano collegati solo significati positivi, valori positivi, che siano queste bottiglie ambasciatrici delle bellezze di queste terre UNESCO, dei nostri profumi, delle nostre tradizioni. Questo penso che la nostra cantina abbia sempre dimostrato fino ad oggi. Così sta facendo ancora e così farà anche nel futuro. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie Presidente. La rimandiamo per un saluto finale che sa di bollicine. Allora ci porta invece, prego, è partito un applauso spontaneo, non ho capito se per le bollicine o per il Presidente.
Ci porta il saluto del Ministro dell'Agricoltura quest'oggi, la ringraziamo per la sua presenza, l'onorevole Marina Marchetto Alibrandi. Buongiorno. In occasione dell'inaugurazione dell'antica fiera di San Gregorio, il Ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare, onorevole Francesco Lollobrigida, desidera porgere i più calorosi auguri ai presenti e ha delegato me, in qualità di rappresentante facente parte della Commissione Agricoltura alla Camera, di onorare il lavoro di chi anno dopo anno, con impegno, dedizione, professionalità, permette il proseguo di questa antica fiera di San Gregorio, di questo appuntamento che è il fiore all'occhiello della Marca trevigiana. Il mio saluto con deferente simpatia al Sindaco, al Presidente della Regione, al rappresentante della provincia, ai sindaci, alle autorità. Se quest'oggi siamo qui è per l'identità che trasmette questa manifestazione, per il territorio che viene celebrato. Non dimentichiamolo, orgogliosamente patrimonio dell'UNESCO. E una caratteristica di questa fiera è l'esaltazione del gusto e mi pregio di ricordare come l'Italia sia riconosciuta nel mondo come patrimonio universale della cucina in tutte le sue espressioni, da chi coltiva a chi naturalmente trasforma e chi con tanta dedizione e tanta disponibilità inventa sempre nuovi piatti esaltando la tipicità dei nostri prodotti. Viviamo in una terra benedetta in cui la qualità sovrasta a livello mondiale infiltrazioni che potrebbero sembrare che sono nocive, ma sta a noi poi scegliere i nostri prodotti. E l'antica fiera di San Gregorio celebra proprio la tradizione, la continuità generazionale e questi bambini con i loro trattorini giocattolo sono l'espressione di come l'agricoltura nei decenni, dal secolo scorso e anche prima, sia cambiato, ma alla sapienza dei nostri anziani viene corrisposta l'attualità della conoscenza, della capacità di evolvere anche nella produzione, nonostante i cambiamenti climatici, nonostante le avversità in cui ci troviamo quotidianamente e anche in questo periodo particolarmente difficile. Non dimentichiamo che fiere come queste fanno da volano economico del territorio, perché è stimato che i turisti italiani e stranieri in un anno spendano circa 30 miliardi per acquistare cibi o prodotti artigianali, e anche qui l'artigianato dà la sua importante presenza, come le associazioni di categoria che raggruppano i nostri agricoltori, che sono i paladini dell'ambiente. Non a caso l'agricoltura è definita il settore primario, quindi siamo vicini alla filiera produttiva, difendiamo i nostri prodotti consapevolmente con i nostri acquisti. Auguro a tutti una serena giornata e a questi ragazzi l'orgoglio di poter continuare con il lavoro dei loro nonni, perché è un lavoro identitario, è una missione e una passione che rende unica l'Italia. Grazie e una buona giornata a tutti. Grazie a lei, onorevole.
membro della Camera dei Deputati, ringraziamo per la sua presenza quest'oggi l'onorevole Gianangelo Boffa. Grazie a tutti, buona giornata e mi unisco all'augurio a tutte le donne presenti che sono coloro le quali con i loro consigli e con il loro silenzioso aiuto ci consentono di fare sempre le scelte giuste di cui poi noi siamo orgogliosi e magari ci dimentichiamo dei buoni consigli ricevuti. Vorrei salutare e un applauso anche all'Arma dei Carabinieri qui presente oggi, che sono presidio di sicurezza per il nostro territorio, presidio di democrazia, coloro i quali hanno in mano il vivere civile dei nostri paesi. Vedete, un saluto al borgomastro di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che rappresenta appieno quella che è la comunità di Valdobbiadene, un saluto al nostro Doge, il governatore del Veneto Alberto Stefani, e a tutti i rappresentanti delle autorità presenti. Qui veniamo da un territorio dove si produce il PIL, c'è chi il PIL lo scrive, c'è chi il PIL lo spende, ma c'è chi il PIL lo produce. Produrre il PIL in un territorio che oggi è il territorio del Conegliano e Valdobbiadene di OCG, ma è stato il territorio in cui le irte colline erano difficili da coltivare, era difficile produrre reddito, era difficile sfamare le famiglie in queste colline dove la pianura si vedeva col binocolo e l'agricoltura era eroica e difficile. Ma grazie alla caparbietà penso che nelle nostre colline ci sia l'essenza di quello che è l'istinto veneto, di quello che è l'istinto del popolo veneto, che è resiliente rispetto a qualsiasi situazione, resiliente rispetto a qualsiasi tipo di lavoro. Noi abbiamo il lavoro nel sangue, abbiamo il lavoro nel DNA e ovunque ci sia una situazione in cui si può produrre PIL, un veneto lo produce, sarebbe in grado di produrre PIL anche nel deserto. Questo è importante perché ci connota, ci caratterizza. E vedete, noi qui abbiamo l'immagine del nostro territorio che va in tutto il mondo. Noi creiamo un prodotto dove è impossibile lavorare e fare l'agricoltura, dove è difficile fare l'agricoltura, e non bastasse questo, diventa l'immagine del nostro territorio, l'immagine dell'Italia in tutto il mondo come prodotto che si caratterizza per l'export. Poi dobbiamo anche smetterla di ascoltare chi cerca in tutti i modi di distruggere ciò che è positivo. Noi sentiamo parlare tutti i giorni dai raccontaballe in televisione che si vorrebbero distruggere i territori, che non si ha rispetto dell'ambiente. Se le nostre colline esistono ancora, esistono proprio perché ci sono i contadini eroici che con i loro filari e con il grande lavoro e il sudore le hanno tenute in piedi, se no sarebbero franate tutte. E comunque a chi dice che c'è solo la monocoltura da noi, che pensiamo solo al prosecco, giratevi intorno e ditemi dove vedete, siete in piazza Valdobbiadene, giratemi intorno e ditemi dove vedete una vite intorno a voi. Provate a girarvi intorno e vedrete che non ce n'è una. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando solo di narrazioni che vanno a screditare quella che è l'immagine dei tanti produttori, delle tante famiglie, dei tanti aiutanti, lavoratori, dei tanti produttori di macchine agricole, dei tanti che tengono in piedi un'economia fondamentale e importante per il nostro territorio. Grazie per il vostro lavoro, grazie per il messaggio che mandate e orgogliosi sempre di rappresentare l'identità dei veneti. Grazie. Grazie onorevole. Il sindaco giustamente ha detto che il prossimo ospite è già stato qui ma non in veste di presidente, perciò per questo debutto ufficiale dobbiamo far sentire il calore di tutta Valdobbiadene per il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Allora, buona domenica a tutti, sono orgoglioso di essere qui, un grazie di cuore per l'invito, un applauso anche all'amministrazione comunale, perché quando si organizzano delle manifestazioni e degli eventi c'è chi si spreme anche per organizzare, chi si assume dei rischi. Io vengo da un'esperienza di amministrazione locale e so quanto siano importanti eventi e manifestazioni come questo per una comunità. Quando inauguro degli eventi o delle manifestazioni così,
penso a cosa sarebbe il Veneto senza questi eventi, e sarebbe un Veneto senza anima. E quindi oggi associazioni, volontari, associazioni di categoria, i cittadini che sono qui presenti tengono viva l'anima del Veneto e dobbiamo andare orgogliosi di chi tutti i giorni permette al nostro territorio di guardare avanti, di mantenere anche in occasioni come questa la sicurezza, e proprio per questo ringrazio le forze dell'ordine presenti e tutte le associazioni che anche a vario titolo si danno da fare per questo, ma soprattutto un richiamo importante. Oggi davanti a questo palco ci sono dei bambini e magari qualcuno di voi qualche anno fa era al loro posto, e quindi una tradizione che non si rinchiude in un'identità che guarda indietro, ma è un'identità che guarda avanti, e questa è la storia del nostro territorio. Il Veneto non è una realtà che deve chiudersi in se stessa, ma è una realtà che deve fare della sua identità il motore per andare a testa alta a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale. Questo è il Veneto che noi dobbiamo continuare a costruire. Saremo ancora una volta qui presenti nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi per continuare a sostenere la filiera che è qui presente oggi e che è qui orgogliosa di essere presente oggi, che richiede azioni concrete, poche parole ma tanti fatti, come è giusto fare qui in Veneto, e che richiede la massima attenzione di tutte le istituzioni oggi presenti, dal livello locale, che è importantissimo, a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Io oggi voglio fare un caro augurio a tutte le donne presenti, buona festa della donna a tutte le donne presenti, e augurare una buona domenica a tutti voi, a queste realtà straordinarie che sono qui a questa meravigliosa fiera, e soprattutto augurare ancora una volta buon futuro ad una comunità straordinaria che si chiama Valdobbiadene. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie Presidente. A questo punto io la invito nuovamente al centro del palco assieme al Sindaco e agli amministratori tutti so che magari preferirebbe lo facciamo con un po' di mani. Io mi sposto, mi servirà l'applauso del pubblico nel momento in cui andremo a tagliare e ufficializzare l'edizione 2026 dell'antica fiera di San Gregorio. Ciao caro, ci vediamo.